e poi l'avete visto, l'abbiamo testimoniato con le nostre immagini, un momento molto significativo, un momento molto bello, il bandierone, il tricolore che si è lanciato appunto dall'aereo. Un esperto paracadutista lo ha condotto sopra Piazza del Popolo, sopra le case dei vittoriesi. Questo enorme bandierone di oltre 100 metri, è stato detto la dimensione di questo bandierone era doppia rispetto a quello che il 2 giugno nella tradizionale cerimonia delle forze armate ai Fori Imperiali a Roma è sceso appunto sopra la capitale. Abbiamo visto volteggiare, dicevo, questo bandierone sopra i cieli di Vittorio Veneto e l'atterraggio di questo bandierone è stato in area Fenderl. A seguire ancora la deposizione di una corona in onore e ricordo di quanti sono caduti nel corso della Grande Guerra. Non dimentichiamolo, tutte queste manifestazioni che vi stiamo documentando in queste giornate cadono nell'anno del centenario della Grande Guerra, quindi Vittorio Veneto ha giocato e sta giocando in questi mesi un ruolo da protagonista. Ricordiamo i raduni hanno preso il via nel mese di maggio con il raduno dei Fanti, al quale è seguito il grande raduno triveneto degli Alpini. Ancora 2 settimane dopo, a luglio, è stata la volta dei cavalieri dell'Arma di Cavalleria e dopo una pausa estiva siamo tornati la scorsa settimana con il raduno dei Lagunari e poi a seguire quest'oggi, qui queste belle immagini, un cielo un po' coperto questa mattina nelle prime fasi della giornata, poi ha lasciato spazio a un cielo azzurro. Adesso nemmeno una nuvola si staglia sopra Vittorio Veneto e abbiamo potuto vedere anche appunto il bel bandierone, come dicevo prima, che ha fatto bella mostra sopra Vittorio Veneto. Adesso si stanno schierando per l'ammaina bandiera, cerchiamo di documentarvi anche questo che sarà l'atto finale, l'atto che andrà a sancire la conclusione di questa intensa giornata. Vediamo se riusciamo poi a raggiungere anche magari il presidente nazionale oppure colui che è stato il coordinatore territoriale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia.